La famosa fontana dell'Elefante di Catania torna al suo antico splendore, l'inaugurazione del restauro è avvenuta dopo 25 anni ed è stato finanziato con i fondi della tassa di soggiorno. Presente all'iniziativa il sindaco di Catania Enrico Trantino. La statua dell'elefante rappresenta un simbolo per la città, meglio conosciuta per i catanesi come la statua d'Oliotru. Catanesi, se non avessi colto le richieste pressanti, ma quando è che scumichiamo? Quindi è la dimostrazione di come la città sia legata al nostro elefante, che rappresenta tutto, rappresenta da dove veniamo, rappresenta soprattutto chi siamo, la forza e la nostra resilienza rispetto agli eventi calamitosi, rispetto agli eventi voluti da terzi, rispetto a tutto quanto ciò che in passato è stato contro Catania, che lo ricordo perché mi fa piacere ricordare, è l'unica città al mondo che annovera un arco di trionfo dedicato a una vittoria sugli eventi naturali, perché la nostra Porta Ferdinandea, la cosiddetta Porta del Fortino, è stata proprio eretta 100 anni dopo l'eruzione dell'Etna per la sconfitta di quegli eventi di 100 anni prima, eruzione e terremoto, che non ci hanno sconfitto e non ci potrà certamente sconfiggere il degrado, non ci potrà certamente sconfiggere l'incuria, non ci potrà certamente sconfiggere la brutta politica. Dobbiamo cercare di essere tutti proiettati verso una dimensione che oggi si riflette in questa restaurazione, in questa straordinaria opera di restauro conservativo che è stata compiuta con la direzione dei lavori e la progettazione, e quindi li ringrazio della direzione dei lavori pubblici, grazie all'attento e vigile occhio della sovrintendenza qui rappresentata dalla dottoressa Aprile, perché alla fine quando una città fa sistema, quando una città fa squadra, poi il risultato è veramente sotto gli occhi di tutti. Bene, quindi abbiamo dato voce all'elefante, perché quello che si sente in giro è quando è, come ha detto prima, che ritorna l'elefante, ritorna come città, ritorna come simbolo di Catania. Catania c'è sempre stata, nel senso che comunque Catania è anche più forte dell'elefante cummigliato, ma in ogni caso ha bisogno anche dell'esteriorità dei simboli, e quindi avevamo bisogno che fosse disvelato di lui rispetto ai cittadini, e la presenza massiccia qui, nonostante questo caldo torrido, dimostra quanto legame ci sia fra il nostro simbolo e la nostra città.